Seconda parte di 7 in punto, ben ritrovati ancora una volta. Tra poco vedrete, o meglio, lo vedete già, come è attrezzato il nostro studio questa mattina. Abbiamo una fioritura meravigliosa di funghi davvero particolari. Ci è venuto a trovare, gliene siamo grati, lo ringraziamo e lo andiamo a salutare, Silvano Pietrobon, che da imprenditore è diventato ricercatore. Buongiorno a lei e grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e grazie di questa opportunità. Grazie per soprattutto averci portato questa bella espressione di fioritura di funghi. Che cosa hanno di particolare questi funghi? Come si chiamano anzitutto? Il fungo è shiitake, dal nome giapponese fungo della quercia, quindi un fungo che io considero meraviglioso, che tanti adesso mi aiutano e lo condividono, perché da tutte le ricerche che ho fatto io, che ho portato ho smontato la mia libreria, sì, perché giusto, ne abbiamo più di 60 libri di tutto il mondo, dal Giappone, dagli Stati Uniti, come questo arriva dagli Stati Uniti, no? Come coltivarli, è una grande ricerca che ho fatto, no? Cresce il tongo di quercia e di faggio, anche su altri, preferisce proprio il legno nobile, il legno duro, tipo la quercia. Fantastico è che viene considerato un fungo medicinale, che nel termine così medico in Italia non si può dire che cura compagnia, no, non si può dire, però è un alimento straordinario, chi lo utilizza compagnia sta bene. Quindi, ha delle proprietà? Ha le proprietà che dicono fungo della salute, funghi che guariscono, sì. Ivo Bianchi è un luminare di questo messaggio, perché veramente Ivo Bianchi, io mi tolgo il cappello perché è una cosa che lo sente dal cuore, è amore per questo tipo di cibo, perché è particolare. Il fungo in sé, lo shiitake in particolare, è un fungo margeretto più coltivato al mondo, che dopo lo champignon, il secondo, però lo supera. Però forse la maggior parte delle persone non lo sa che è il secondo. Non lo sa, perché se lo assaggia veramente continua a mangiarlo. Quindi per star bene, come è scritto sui libri, 50-60 grammi conforme la stazza della persona, no? Sì. Della persona. Quindi ogni giorno mangiamo quel po', basta qui 50 grammi, non serve tantissimo, no? Ecco, dopo i 60 giorni, 90 giorni, lei vede come sta. Quindi è questo che io dico, perché ho provato personalmente anche, quindi e anche altri amici miei che mi hanno fatto delle relazioni, delle dichiarazioni spontanee, perché sono state bene. Probabilmente ci credevano o non ci credevano, ma hanno provato e mi hanno creduto e adesso si alimentano normalmente. Lo si trova in farmacia a forma di capsule, quindi non è che da anni, perché è un fungo millenario, quindi ovviamente noi lo stiamo divulgando come messaggio. È un fungo che veramente non ha parassiti, non fa i vermi come tanti, quindi non ha parassiti, ha una shelf life lunga di 2-3 settimane, tenuto in banco frigo a 4 gradi o in frigorifero. Ecco, se lo bagniamo matura velocemente e quindi come dalle sue proprietà ha un forte odore, difatti il fungo profumato, difatti sulle pizze è divino. Guardi, quindi parlando della sinergia con il riso intragermogliato è una sinergia straordinaria. Per cui abbiamo l'interazione che esiste tra il tipo di pasta, cioè il riso germogliato, sì, di cui andremo tra poco a parlare, e questi funghi shiitake che sono dei parassiti della quercia, no? Sì, questo è considerato, come dicevo, un fungo medicinale come tanti altri. Il migliore che io considero è il fungo Ganoderma lucidum reishi, che attualmente ditte americane e malesi stanno invadendo l'Italia, che io sto cercando dei collaboratori e do un appello per darci una mano nella collaborazione di questo progetto, perché abbiamo bisogno, noi stiamo crescendo anche in questo momento particolare della società, ecco. E siamo veneti e quindi siamo fieri di questo, di divulgare questo meraviglioso prodotto che altri lo conoscono da tanti anni. In Italia è stato liberalizzato a gennaio 2012 dal governo italiano, ma il Ministero della Salute lo ha classificato l'anno scorso, 2015, naturale difesa dell'organismo. Quindi è stato classificato in questo settore, per fortuna, grazie a Dio. Ecco.
È un fungo che è un alimento straordinario, come dicevo, e quindi abbinato ad esempio, come ho trovato come alimento più antico del mondo, il riso integrale germogliato, si sposa divinamente. Si sposano divinamente, perfetto. Beh, insomma, questa è già un'indicazione di massima molto importante anche per chi ci sta seguendo da casa. Volevamo chiedere a Silvano Pietrobon che cos'è questa fioritura meravigliosa che ci ha portato proprio come espressione vera di questi funghi. Quindi questo cresce sul legno, soprattutto legno di quercia, Sì. che noi lo troviamo in Toscana. E, sul tronco l'incubazione dura dai 6 mesi a un anno, mentre sul tronco macinato, questo è macinato, varia dai 3 mesi. Questa è la prima fioritura, noi chiamiamo fioritura proprio perché se noi lo liberiamo, lasciamo proprio pochi funghi dalla prima fioritura, che ne fa diverse fioriture, arriva fino a 13 cm il fungo. Quindi noi nei negozi vegani, quando io lo consegno, arriva a fare la bistecca vegetale. Basta 3-5 minuti una spedellata veloce, no? Con poco sale, poco olio, anche non servirebbe niente, perché con la sua acqua fa lo stesso, ma a me piace così, è una cosa fantastica, il gusto è meraviglioso. Per cui può sostituire sia come gusto che come contributo in termini di proteine, in termini insomma di aiuti all'organismo, anche quella che può essere una bistecca. La culinaria sì, come profumo, difatti viene chiamato il fungo profumato, enfatizza le zuppe. Ad esempio mettendo un po' di fungo shiitake, basta quel poco, oltre a far bene, così, come tutti gli altri alimenti in sé, ma questo ha i beta-glucani, polisaccaridi, ha degli alimenti che altri non hanno, quindi ecco l'integrazione. Io dico, mettene un po' di questo fungo. Attualmente noi stiamo cercando con un'azienda leader nel mondo della liofilizzazione e stiamo vedendo perché dura 2 anni. Quindi fare la cappella liofilizzata, dopo si rigenera con un po' di acqua e veramente è come mangiarlo fresco. Caspita, cioè Questa è quello, perché il problema è della catena del freddo, perché lo stiamo surgelando o congelando, ma dopo o secco. Ovviamente dopo perde, mentre con la liofilizzazione, siccome l'abbattimento è molto veloce, non perde niente delle sue proprietà organolettiche. Per cui grazie al procedimento della liofilizzazione il prodotto può essere gustato come se fosse fresco, sì, insomma. dopo 6 mesi. Dopo 6, addirittura, Sì. caspita. Per cui già con le proprietà che ha, in più apprezzarne quello che è il gusto originario non è poco, insomma. Non è poco. Mamma mia, veramente incredibile. Senta, quali sono, cioè, lei si è sentito bene dopo aver assunto questi funghi, perché? Cioè, sono migliorati certi valori, si è sentito più leggero? Sì, io come tutti, insomma, ho 4 figli, ho un'età attualmente, quest'anno compio 64 anni, come tutti a una certa età hanno i suoi problemi come le cartelle cliniche, io ho messo a posto il mio fisico nelle cartelle cliniche. Come dicevo poco fa, ho degli amici che mi hanno fatto delle dichiarazioni spontanee perché si sono trovati bene. Ovviamente dopo dipende da fisico a fisico, perché il mio fisico non è uguale al suo, quindi logico bisogna stare attenti, perché anche questo ci sono delle persone possono essere sensibili al fungo shiitake, perché può creare, mi è successo un caso su tutta la mia attività fino adesso, che ho cominciato nel 2010 assolutamente, però il successo più o meno di divulgazione nel 2013, ecco, di creare irritazione cutanea. Quindi basta non prenderlo e quindi o limitarne e quindi cerca di fare uso di questo. Una sorta di forma di allergia, insomma. Sì, irritazione cutanea, un caso, come è scritto sui libri, difatti io lo avviso dicendo questo, quindi però ovviamente come tanti sono su altri prodotti che non possono mangiare. Certo, no, chiarissimo, per cui esiste anche una letteratura medica, come si dice, che testimoniano quelli che sono i benefici e magari le controindicazioni dell'uso di questo tipo di prodotto. Silvano Pietrobon è stato finora chiarissimo, crediamo che lo sarà ancora di più adesso che approfondiremo l'argomento, però rimanete con noi, c'è qualche istante per qualche suggerimento commerciale e poi ci rivediamo per l'ultima parte di 7 in punto. A tra poco.
Secondo momento con il nostro nuovo ospite di questa mattina, parte conclusiva di 7 in punto, in cui approfondiamo con Silvano Pietrobon, ricercatore, faceva l'imprenditore, quello che è l'aspetto non solo di salute ma anche l'aspetto commerciale del fungo shiitake in particolare, di cui ci ha portato una meravigliosa fioritura che vedete qui davanti a noi esposta sul tavolo. Ecco, adesso si tratta di far conoscere, no, questo prodotto. In che modo, oltre alla diffusione per via informativa, conoscitiva? Sì, questo prodotto, quando ho conosciuto, e dalle mie conoscenze, è come dire avere l'oro ma tenere tutto per sé. Quindi sarebbe ecco, ideale che altri come me si informano di questo, e quindi internet ci dà veramente una mano su questa così biografia di questo meraviglioso fungo. E dopo la fase commerciale. Io per la fase commerciale, dopo aver per più di un anno fatto promoter tramite i centri commerciali qui della zona, perché sono veneto, quindi cerco di portarlo vicino a casa mia, no? per le proprietà che ha. Ecco. E ho trovato una collaborazione con una ditta di Carano San Marco che ha brevettato il riso integrale germogliato. Il riso integrale germogliato, come lei sa, è un riso, l'alimento più antico del mondo, però il germoglio in sé ha la vitalità di tutti i germogli, la più forza, ecco, tanto che viene considerato, dopo la prima trasformazione, come latte materno. Nel yin yang è a livello neutro, quindi è ideale per tutte le persone, dal bambino all'anziano, quindi senza glutine, è una cosa straordinaria. Quindi ecco, dopo lascio parlare, quando ci sarà la possibilità, al titolare del brevetto di questo. Ecco, la fase commerciale io sto cercando collaborazione, se qualcuno che vuole partecipare tramite così una divulgazione capillare, perché io ho l'esperienza, grazie al Big Power, dove l'ho realizzato io dopo diversi brevetti che ho consegnato in 13 paesi del mondo, il Big Power, una macchina che lava l'aria in ambienti chiusi, quindi con tutte le certificazioni date dall'Università di Pisa. Ecco, girando il mondo ho conosciuto lo shiitake. Ecco perché dopo io mi sono così informato e ho sposato, perché mi sono innamorato proprio come amore per questo prodotto, investito fino adesso. Ho conosciuto un'azienda, tra virgolette, virtuale, che sarebbe la OneCoin. La OneCoin è una moneta virtuale che sta veramente navigando il discorso nuovo sistema di pagamento che veramente non ci sono commissioni, quindi ecco, e anche altre trasmissioni le hanno già fatto questa pubblicità. A me interessa per il nostro autofinanziamento, perché in questo momento ci siamo autofinanziati. Ecco, questo è quello che voglio precisare. No, lei ha fatto benissimo, anche perché ci saranno spese importanti, perché ovviamente tutta la procedura richiede dei costi, crediamo, non minimali. Io mi auguro che con l'evento qua dopo Pasqua, che ho l'appuntamento ad Aviano, al Polo Tecnologico, che c'è dei finanziamenti, di sviluppare con le serre che abbiamo qua in Padova 2 Carrare, che un mio amico li sta coltivando, quindi ho passato questo io mi occupo più della adesso divulgazione, perché veramente ho consumato la macchina per consegnare questi funghi nei negozi biologici e compagnia, ecco, per farli conoscere, perché chi li assaggia veramente sa il gusto e il beneficio che dà, ma anche è il gusto buono, veramente da piacere. Per cui c'è insomma la piacevolezza dal punto di vista del palato, poi c'è anche il beneficio che ne trae soprattutto, l'organismo. Ma è convinto questo, soprattutto perché un conoscente che ci siamo solo sentiti al telefono, non l'ho conosciuto personalmente, un tedesco, Carl Schumann, che da un viaggio ha girato il mondo come ho fatto io, però lui a Taipei ha conosciuto questi meravigliosi funghi, lo shiitake, quando ha avuto un po' di tempo fa una leucemia fulminante, quindi lui si è ricordato di questo, ne ha preso a iosa perché ormai doveva lasciare questo mondo, e quindi ha detto io li prendo, ne ha preso tantissimi, e adesso lui è qua ancora in
vita e sta dedicando la sua vita alla conoscenza di questo meraviglioso fungo. È un tedesco, ecco, e ha fatto un team di micologi. Quindi sì, per cui gli esperti di funghi, insomma. Sì, per rispetto dei funghi, perché lui non ci credeva, tra virgolette, così, perché anch'io, quando me lo davano nei vari così, ristoranti, perché me lo enfatizzavano, no? Ecco. Però quando mi sono ricordato di queste così entusiasmo del cameriere, dicevo, ci sarà qualcosa di vero. Sì. Ho fatto le ricerche ed eccomi qua a divulgarlo. No, beh, è molto importante perché lei ci sta portando la testimonianza di un'esperienza vissuta in prima persona sulla propria pelle, ma anche di testimonianze di altre persone che ne hanno sortito dei benefici importanti, no? Sì, ma io ho conosciuto altre persone, soprattutto a Oderzo, una persona che non mi conosceva, ma prendeva i funghi Cordyceps, Maitake, tutti in polvere, perché li prendeva, perché si era documentato lui, questa è una cosa favolosa. Io veramente, quando ho preso i funghi shiitake freschi, si è innamorato, mi ha lasciato una dichiarazione spontanea, perché lui ha risolto tanti problemi fisici suoi, quindi è logico che mi viene spontaneo fare pubblicità. Certo, ma no, però nella fase commerciale, ecco, come dicevo, dobbiamo trovare delle sinergie, soprattutto con questo prodotto, perché così viene più divulgato. Certo. Perché nella trasformazione, tipo nelle lasagne, nei piatti pronti, perché ad esempio in questo mondo moderno, ovviamente è sempre più frenetico, abbiamo bisogno di velocità. Quindi la signora deve avere il prodotto già preparato, non abbiamo il tempo di pulirlo, anche se questo è già pulito di per sé, basta un po' di polvere, basta che c'è un po' la polvere, ma è pulito, basta risciacquarlo un attimo, è già pronto, non è sporco, perché cresce su un ambiente pulito, quindi non cresce per terra, sul legno, soprattutto questo non è legno ma è trucciolo, quindi è pulito. Questa meravigliosa fioritura, sì. Sì, questa è una delle prime fioriture e dopo se noi lo dividiamo, lasciamo uno, cresce veramente grande, fino a 13 cm. Caspita. No, ma c'è anche mostrato una cappella molto significativa. Sì, possiamo dire che sì, è molto corposo, molto sostanzioso come possiamo dire, carne, no? di sostanza. E poi oltretutto può essere assunto per scopi terapeutici anche in piccole dosi, no? Sì, soprattutto non prendi una grande quantità e basta. Piccole dosi, perché nelle nostre cellule, io dico, lubrifichiamo le nostre cellule. Piccole dosi, minimo 60 giorni. Quindi, ecco, sai, il dolore, come dico in Veneto, è desmentegon. Il dolore desmentegon. Quindi cerchiamo di veramente essere abituali, come fanno il Giappone, in Cina e anche altri, uso quotidiano. L'uso quotidiano. Basta un poco su tutto, soprattutto sulle zuppe, che è meraviglioso. Senta, per contattare lei, Silvano Pietrobon, in che modo, per un'indicazione nei confronti di chi ci sta a casa, volesse saperne di più sul fungo shiitake, sulle sue proprietà, ma volesse magari anche contattarla per aspetti che possono anche avere un carattere, chiamiamolo, commerciale? Io collaboro con la ditta Verish, che è a Cairano, basta mi trova sulla sede, oppure personalmente, basta mi dia se posso dare il cellulare o poi non so, quindi prossimamente contatta la sede qui e dopo voi avete i miei dati. Sì, ecco, ringraziamo il collega Davide Romanutti in regia perché sta proprio proponendo in sovraimpressione il sito di questa azienda, www.veris.it. Certo. No, già attraverso quella c'è la possibilità di mettersi in contatto con lei, insomma, anche perché è importante dare un respiro anche, chiamiamolo, anche per la collaborazione, per la collaborazione, perché noi siamo aperti, siamo in un momento di crescita e basta un codice etico e quindi la volontà è di far crescere questo prodotto. Quindi se magari ci sono tante persone che hanno bisogno di così, grazie anche alla linea della OneCoin, io dico questo perché sono come in Giappone, 2 giorni fa, 3 giorni fa, ho scritto su un giornale che adesso non posso darglielo qua, proprio di questo sistema di pagamento nuovo che sarà nuovo, sarà il nuovo sistema di pagamento.
Questo io voglio dire, quindi collaboriamo in sinergia, oltre il prodotto base, ma anche la questione senza avere tante spese di base, perché se abbiamo spese di base è come avere uno che ti tiene la giacca, che ti rallenta, quindi ecco. Quindi, come avere una cambiale. Sì, perché se ci sono le spese, cioè, è logico che il denaro si lavora mezza vita per guadagnare e mezza vita dopo ovviamente se abbiamo il tempo ecco, di utilizzare in bene. No? Quindi quello che voglio dire è ci sono tante cose da dire, vorrei, ecco, perché il tempo, ecco, di questa sinergia, di trovare la forma di una collaborazione con tanti, perché ci sono tante persone brave, di individuarle e io mi metto a disposizione per selezionare, per parlarne, per discuterne di questo. Sì. Perché anche questo non è stato semplice coltivarlo. Basta tenere duro, bisogna perseverare e così, e dopo individuare. Io ho trovato un amico a Due Carrare che sta aiutando a coltivare, perché se no non sarei neanche qua, chiaro, sì. Perché ci vuole tempo. Alle 4:30 di mattina io mi alzavo per raccoglierlo e consegnarlo. Scoppiavo se ero da solo. Certo. Grazie adesso con questo mio amico stiamo divulgando, adesso lo facciamo anche liofilizzato, che è un'evoluzione. Oltre alla surgelazione, per la surgelazione c'è bisogno della catena del freddo. La catena del freddo ha i suoi limiti anche, no? Bene, però il carattere organolettico rimane tale e quale come fungo, come il prodotto fresco. Liofilizzato uguale. Quando ho fatto la ricerca ho visto fantastico, ho trovato e l'abbiamo qua in Italia, proprio una cosa fantastica e quindi adesso stiamo realizzando questo. Ecco, senta, lei ha portato anche dei prodotti, insomma, tanto per dare una dimostrazione pratica di quello che è la trasformazione. Sì, stiamo consegnando, quindi ad esempio adesso basta farli conoscere, che i clienti lo assaggino, perché veramente oltre delle prelibatezze, delicatezze venete, no? Bisogna che li assaggino, quindi quando lo assaggiano anche su una buona pizza, quindi l'abbinamento è meraviglioso. Ci sono diverse pizzerie, non vorrei adesso ce ne sono, basta che richiedono i clienti e le pizzerie si adottano perché ha un certo costo anche il shiitake, non è come un champignon, perché costa tanto alla base anche, perché è un tronco, il fungo in sé non è come altri funghi che crescono velocemente come tipo lo champignon, però lo passerà già il secondo al mondo come produzione a livello mondiale. Sì, ci diceva. Ecco, però ovviamente le sue qualità secondo me passerà a altri. Ecco, lei lo ha toccato adesso questo argomento, il fatto dei costi, cioè le persone non si devono spaventare per il fatto che è un tipo di prodotto che ovviamente non ha questa grande diffusione, per cui è abbastanza difficile da trovare, per cui questo comporta anche una pregiatezza del prodotto. Sì, ad esempio già nelle farmacie si trova in secco, no? Ecco, farmacie e erboristerie. Però ovviamente non è costo, ecco, facendo quantità certamente si abbassa. Sì. Quindi se noi facciamo il costo che magari arriva sui 13 euro al chilo, 15 euro al chilo all'importatore, al grossista, certo dopo ci sono coloro che vogliono avere i margini di guadagno. Cioè noi abbiamo il nostro margine perché ci sono tutte le spese che girano, che porta il prodotto, perché se io devo portarlo col corriere i 10 kg, il costo mangia tutto il guadagno. Chiaro, sì. Chiaro, quindi se noi produciamo in un certo modo, ecco perché mi sto appoggiando, tipo anche, mi scusi se lo dico ancora, la OneCoin, no? Sì. Se noi facciamo i trasferimenti bancari senza spese, quindi è un bel passaggio. È un bel passo. Sì, quindi se noi spediamo direttamente dal produttore, direttamente al consumatore, certamente il prezzo si abbassa, certamente. Perché in questo momento è ancora una novità, non è conosciuto il fungo e non lo assaggiano, loro che lo assaggiano tutti lo provano perché hanno diritto tutti questo alimento. Sì, ricordiamo ecco, che sempre per chi ci segue da casa, per avere ulteriori informazioni, praticamente questo fungo si chiama shiitake, praticamente è scritto SHITAKE, shiitake, proprio una parola sola, per avere informazioni anche su tutti i benefici di questo prodotto. Con Silvano Pietrobon, siamo ormai verso la conclusione della nostra piacevole chiacchierata, vogliamo anche chiarire una cosa, lei non si sta mettendo in conflittualità con quelle che sono le terapie mediche, perché ci sono dei testi, una certa letteratura che
attesta, ci scusi il gioco di parole, quello che lei ha appena detto, cioè che conferma quelle che sono le proprietà senza, come dire, contestare quelle che possono essere le terapie oncologiche o altri tipi di terapia, no? Sì, io dico, è un alimento che come la carota, come l'ulivo, come cose che abbiamo, siamo veramente... Ecco, questo è un prodotto che è diverso, cioè l'ulivo non lo mangi tutti i giorni, se non l'oliva in sé come l'olio, ok? Però questo è un alimento che lo puoi mettere su tutte le pietanze, tutte. Quindi anche ad esempio la carota, va bene, non la puoi fare in succo di carota, lo puoi fare così. Questo è un alimento che puoi fare in tutti i modi. Certamente il succo qua non lo puoi fare, però ovviamente lo puoi mangiare in polvere, come tutti gli alimenti. Questo però ha quella caratteristica in più di avere i polisaccaridi, di avere i beta-glucani, sì, tanto che il Giappone ha trasformato questo prodotto, questo fungo, in lentinano, che è passato farmaco. In Giappone c'è lentinano, in Norvegia è fatto il lentinex. Perché lentinex? Perché c'è il nome latino, è lentinula edodes. Lentinula edodes, ecco. Lentinano, i giapponesi è da anni lo stanno utilizzando negli ospedali. In Italia io mi auguro che i nostri comandanti, i nostri signori, io non sono medico, che lo considerano. Quando lo considerano vedranno anche loro, per il bene comune. Certo che ci vogliono tante altre cose, no? Ecco, questo, come dicevo, è un luminare, come il dottor Franco Berrino. Franco Berrino è un luminare che ancora adesso lavora all'Università di Milano, sì, che ha presenziato una mia conferenza, una mia riunione, e ha parlato davanti a 180 persone che hanno assaggiato i funghi. Quindi questa è l'associazione, bisogna divulgare questo beneficio. Certamente se me lo tengo io come fosse l'oro, io già da, possiamo dire, 4 anni ormai, perché il tempo vola. Sì. Ecco, lo sto utilizzando ogni mattina e quando c'è la possibilità lo si mangia. Quindi io vedo in cose personali e anche di altri amici miei che ci troviamo e diciamo le proprietà di questo. Certo, sì, però come giustamente ha sottolineato lei, come tutte le terapie, ovviamente il corpo di uno e dell'altro, l'organismo di uno e dell'altro reagisce in modo diverso, sì, però lei ha avuto dei riscontri positivi in maggioranza, sì, no? Sì, ma come coloro che io sto già distribuendo, che stanno ancora prendendo, lo possono dire loro. Io adesso ovviamente non conosco tutte le persone che hanno preso, però ovviamente ho veramente delle soddisfazioni personali su questo. Certo, la fase economica, commerciale è molto importante, perché la burocrazia veramente mi frena, ecco, come dire, mi tengono con la cosa. Se ci fosse un aiuto rispetto a degli enti, cose, questo lo dico, ecco perché cerco collaborazione sinergica, ognuno il suo ruolo. Io sto nel mio ruolo, ognuno è bravo, io non sono capace di fare tutto e compagnia. Sebbene ho fatto l'industriale, avevo diversi dipendenti e ho consegnato il prodotto in 35 paesi, in 13 paesi nel mondo. Quindi dico, conosco la strategia, se c'è un supporto di questa nuova sinergia, perché Corriere Integrale Mogliato è questo, certamente noi ci stiamo autofinanziando. Certo, no, questo è molto importante, insomma, proprio per una diffusione di questo prodotto che finora è appannaggio di poche persone, ma che grazie a Silvano Pietrobon sta cominciando a crescere anche appunto dal punto di vista della popolarità e anche dell'uso che se ne fa. Per cui insomma l'ultimo appello che vogliamo rivolgere ai nostri spettatori è chiedete, se vi capita, il fungo shiitake. Allora lei ha detto farmacie ed erboristerie si possono già, può già trovare, sì, no? Lo si trova. In forma secca, in capsule, così. Se lo volete basta chiedere ai negozi, tipo anche qua a Padova. Ci sono negozi vegani, no? Sì, negozi vegani e anche non. Anche non. Perché in fin dei conti io ho fatto diversi, senza dire nomi, qua in via Stati Uniti, in corso Stati Uniti, ho fatto per 3 mesi il promoter, no? E lo prendo e me lo stanno chiedendo, allora il mio amico li sta consegnando, però ovviamente bisogna divulgarlo. Anche questa è una cosa molto importante. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di sostenere insomma, questo tipo di diffusione di un prodotto che, come avete sentito, propone tanti benefici anche dal punto di vista della medicina e della terapia. Ovviamente non vogliamo mettere in discussione quelle che sono le terapie tradizionali, ma crediamo che al giorno d'oggi la medicina
debba un po', come dire, illuminarsi, per cui allargarsi anche a quelle che sono pratiche, diciamo, non convenzionali, per esempio l'utilizzo di certi prodotti. Adesso noi non ci permettiamo di dare suggerimento a nessun medico, ma insomma è una esperienza importante che va considerata. Sì, ad esempio un altro medico che qua a Padova è il dottor Loprete Fortunato, che veramente è uno dei primi che veramente ha studiato questo tipo di fungo, però non sapeva come trovarlo, no? Certo. Ecco, e quindi mi ha aiutato tantissimo su cartelle cliniche che lui mi ha girato via email e che io sto utilizzando, però dopo si ferma lì, quindi bisogna farlo divulgare, farlo conoscere. Secondo me come tutto, però ovviamente questo è una cosa quotidiana, perché quando tu stai bene, perché anche se si ha un raffreddore, se avevo un raffreddore, io non sarei qua, magari se stavo male, compagnia, anche un semplice così, quindi l'importante è star bene. Quindi quando uno sta male, l'unico desiderio è star bene. Questo. No, insomma, è un discorso più che chiaro. Quello di Silvano Pietrobon, che noi ringraziamo di essere stato con noi e al quale ovviamente auguriamo non solo buon lavoro, ma anche in bocca al lupo. Grazie. Grazie al nostro ospite, a voi che ci avete seguito. Tra poco la programmazione consueta durante la giornata, alle 12:30 due chiacchiere in cucina, quindi dalle 13 gli appuntamenti con l'informazione in diretta di TG7 Nord-Est. Per il momento è tutto, arrivederci e buona giornata.